la posizione del VS è la medesima, cioè siamo assolutamente contrari. Siamo contrari perché secondo me, secondo AVS, è una vergogna che, voglio dire, per esempio la Russia è stata eliminata da tutte le gare internazionali e invece Israele continua tranquillamente a essere presente con la propria bandiera. E naturalmente è dominio pubblico la situazione che sta accadendo in Palestina. E non si tratta più neanche di un massacro, ma siamo a livello di genocidio. E quindi quella decisione del sindaco, se presa pur con tutte le cautele, eccetera, non ha mai avuto la nostra condivisione. Però la mia domanda dal punto di vista politico molto semplice è questa. AVS è sempre stata contraria a questa decisione. È una decisione che, come dire, riguarda comunque delle tematiche molto molto importanti, almeno così sembra di capire, per AVS, per Di Leonardo e anche, come dire, per la Fachin che fa parte della giunta. Ma io mi chiedo, ma rispetto a questa situazione gravissima, per quale ragione AVS, come dire, coerentemente con quello che è il suo giudizio, non dà un segnale forte e, essendo contraria a questa decisione, non manifesta la sua contrarietà ritirando il proprio assessore dalla giunta dei Toni? È una domanda molto facile, nel senso che è facile, come dire di sì, far dire di sì al sindaco e poi raccogliere firme e fare manifestazioni. Togliamo il termine ipocrisia. Il problema fondamentale è che nella stragrande maggioranza degli obiettivi della Giunta AVS si riconosce. Però c'è questo però, nel senso che lavorare assieme per il bene della città, e lo stiamo facendo, lavorare assieme per andare a realizzare quello che era il programma elettorale ci trova assolutamente concordi. Questa situazione, che peraltro non era presente nel programma elettorale perché è una situazione politica nel divenire e così via, ci trova ovviamente contrari. Ed è giusto che sia così, perché all'interno del dibattito della Giunta possono accadere queste situazioni.